Presto al via i nuovi progetti FAMI finanziati dalla Comunità Europea destinati al sostegno delle politiche in maniera di immigrazione per gli Stati europei attraverso il Ministero degli Interni. In particolare l'obiettivo del FAMI è quello di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori, all'attuazione e al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea della politica comune dell'immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione si concentrerà sulla gestione integrata della migrazione, sostenendo gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso l'asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e l'integrazione. Prossimamente i corsi FAMI inizieranno anche nella nostra provincia, presso i centri CPIA. I CPIA, i centri provinciali dell'istruzione degli adulti, nascono, già esistevano come ex CTP e nascono per questo, quindi l'alfabetizzazione degli extracomunitari, e poi abbiamo anche quelli del primo livello cosiddetti, che sarebbe la scuola media, ecco, che un anno si può prendere. Quello a cui si riferisce lei sono i progetti FAMI, che sono finanziati dal Ministero degli Interni, e sono la possibilità in brevi corsi di dare gli elementi indispensabili a che uno straniero che si trova qui possa inserirsi e integrarsi conoscendo il minimo delle parole, delle frasi, per poter stare in mezzo a noi. Noi siamo una scuola che si inserisce in un percorso, in un sogno di questi ragazzi. Questi ragazzi vengono qui perché hanno un sogno da realizzare. Bene, noi siamo coloro che vogliamo fare un percorso di vita con loro, le vogliamo aiutare in questo sogno, e quindi questo è importante, come diceva lei, perché fa sì che questi ragazzi, attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, diventino anche uomini liberi.